Oltre 1000 studenti delle scuole medie della Marca hanno dato vita ad una coreografia in Piazza dei Signori a Treviso sul tema dell'economia sostenibile e solidale, un vero e proprio flash mob per lanciare l'edizione 2018 della Fiera Quattro Passi. La Kermesse, giunta al 13° anno, in programma nei fine settimana del 12 e 13 e del 19 e 20 maggio al Parco Sant'Artemio, sarà dedicata alle generazioni in viaggio, rivolgendosi soprattutto ai più giovani. Non a caso in questa anteprima i ragazzi sono stati protagonisti anche di laboratori e di uno spettacolo teatrale, come ricorda Alessandro Franceschini, coordinatore della fiera. Faranno appunto delle esperienze legate proprio ai temi della fiera, quindi al volontariato, alla sostenibilità sociale e ambientale, al commercio ecosolidale, a tutta la parte appunto che riguarda lo sviluppo sostenibile, il riciclo dei rifiuti, la parte anche legata alla mobilità, insieme appunto a un'esperienza fatta con un espositore della fiera. Quindi avremo proprio un'antologia della Fiera Quattro Passi, però rivolta ai ragazzi in centro città. Le iniziative hanno animato gran parte del centro storico del capoluogo della Marca, anche in collaborazione con il Comune. L'assessore alle politiche giovanili, Liana Manfio. Il Comune partecipa attraverso 3 assessorati, l'assessorato alla cultura, l'assessorato alla città educativa e l'assessorato alla partecipazione, che fra l'altro, avendo anche politiche giovanili e pari opportunità, è molto opportuno che ci sia in quest'ambito. Noi ci auguriamo proprio che i ragazzi riescano a partecipare in senso vero, che si giochino in queste iniziative, perché anche sulla sostenibilità è necessario che siano loro che si approprino di questi temi e che poi li digeriscano, diventino per loro degli ideali. Benché spesso siano più informati dei coetanei di qualche anno fa, Franceschini riconosce come non sia scontato il coinvolgimento degli adolescenti sui temi del rispetto dell'ambiente e dell'economia etica. Il rischio è che le nuove generazioni non siano proprio a contatto con questo tipo di problematiche e che quindi non sentano il bisogno di creare delle alternative, anche delle alternative rispetto ai propri consumi, all'economia, al proprio ruolo di cittadini e di consumatori. Però siamo convinti che queste generazioni, soprattutto veramente quelle che adesso si affacciano alle scuole inferiori, alle scuole primarie di secondo grado, di primo grado e anche alle scuole superiori, siano effettivamente più sensibili a questi temi, perché hanno vissuto in un'epoca magari di crisi economiche, quindi hanno già nel loro DNA, nella loro sensibilità l'idea che bisogna rimboccarsi le maniche e creare qualcosa anche a partire dalla propria creatività.